Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al campo di Villa Sant'Alfonso in Viale Michelangelo a Palermo per la seconda giornata del campionato provinciale Under 15. A sfidarsi quest'oggi ci sarà la Panormus contro il Città di Cinisi. Nell'attesa che le due squadre entrino in campo, leggiamo le due formazioni titolari. Per la Panormus, la squadra di Mister Siciliano schiera con il numero 1 Ciresi, con il numero 2 Faraci, con il numero 3 Pampinella, con il numero 4 Crisci, con il numero 5 Bocina, con il numero 6 Giorgio, con il numero 7 Parco, con il numero 8 Bonfiglio, con il numero 9 Maraglino, con il numero 10 Ilardi, con il numero 11 De Rosalia. Mentre per quanto riguarda la squadra ospite, l'11 titolare schierato da Mister Di Pasquale è con il numero 1 Bonomo, con il numero 2 Delisi, con il numero 3 Candela, con il numero 4 Mazzola, con il numero 5 Grillo, con il numero 6 Pizzo, con il numero 7 Catarinicchia, con il numero 8 Sbacchi, con il numero 9 Oliva, con il numero 10 Violante e con il numero 11 Pirrotta. Questione di pochi minuti e le due squadre entreranno in campo. Ci comunicano che per qualche problema tecnico l'inizio della partita sarà ritardato di qualche minuto.
Nell'attesa che le due squadre entrino in campo, andiamo a rileggere l'11 titolare e i giocatori a disposizione di Mister Siciliano. Con il numero 1 Ciresi Giuseppe, con il numero 2 Faraci Antonio, con il numero 3 Pampinella Andrea, con il numero 4 Chisci Lorenzo, con il numero 5 Bocina Emanuel, con il numero 6 Giorgio Salvatore, con il numero 7 Parco Riccardo, con il numero 8 Bonfiglio Giuseppe Mirko, con il numero 9 Maraglino Mario, con il numero 10 Ilardi Francesco, con il numero 11 De Rosalia Leonardo, mentre a disposizione con il numero 12 Ciotta Alessandro, con il numero 13 Ruisi Marco, con il numero 14 Piscitello Matteo, con il numero 15 Nicolosi Marco, con il numero 16 Luparello Ivan, con il numero 17 Ronzi Alessio, con il numero 18 Uroni Pietro, con il numero 19 Aloi Andrea e con il numero 20 Baddaria Emanuele. Squadre che finalmente entrano in campo, questione di pochissimi minuti e la partita potrà cominciare. Si aspetta ora l'ingresso della squadra ospite in campo e il conseguente fischio d'inizio da parte del direttore di gara per l'avvio della partita.
Anche il Città di Cinisi adesso in campo. Si aspetta soltanto il fischio d'inizio da parte del direttore di gara. Foto di rito nel pre-partita e poi sarà tutto pronto per poter cominciare il match della seconda giornata di campionato provinciale Under 15. Ingresso in campo delle due squadre, tra poco sarà veramente tutto pronto
per l'inizio del match tra l'Under 15 della Panormus e l'Under 15 del Città di Cinisi. Chi è quello con la bandierina dall'altro? Non puoi sbagliare, vero? Lato del campo sinistro per la Panormus, mentre lato del campo destro per il Città di Cinisi. Si aspetta solo il fischio di inizio da parte del direttore di gara per iniziare. E te lo dico. Poi lei la bambina aspetta. Oggi un po' di pazienza, vedete che ragazzi alla fine Ci mancherebbe, nessuno gli aveva detto di Franzi, siamo proprio qua per aiutare. io che no, quello sono Fischio d'inizio da parte del direttore di gara, primo possesso Città di Cinisi che cerca subito la profondità, fermato subito dalla difesa della Panormus che prova sin da subito a ripartire e a proporsi in avanti. Palla scaricata in rimessa laterale in favore della Panormus. Subito lungo a cercare la profondità. vai sempre vicino al pallone, indica, chiude invece. Il braccio così, bravo. Palla laterale per il Città di Cinisi. Già, ho il colore. Posso per indicare così, ok? Vai. Lancia Faraci. Cerca la profondità, De Rosalia prova sin da subito a proporsi. Palla che va a finire però facile tra le braccia del portiere della squadra avversaria. Lancio lungo. Lotta a centrocampo per il possesso. Tentativo di recupero da parte della Panormus riuscito. Subito prova a proporsi Bonfiglio. Bonfiglio lancia Parco sulla fascia destra. Prova a scaricare per i compagni in mezzo. Non trova però nessuno. E palla recuperata dal Città di Cinisi che prova subito a ripartire, ma palla recuperata preziosissima da Faraci. Ancora possesso Panormus. Bonfiglio prova a scaricare in mezzo, trova però la difesa del Città di Cinisi che si affida all'estremo difensore per buttare in avanti. Pallone nuovamente per la Panormus in zona pericolosa. Non riesce nel tentativo di cross Parco. Fuori. Rimessa dal fondo per il Città di Cinisi. Subito avvio forte per la Panormus. Lancio lungo del Città di Cinisi, subito intercettato da Bonfiglio. De Rosalia proposti in avanti. Tentativo di passaggio e subito il gol della Panormus a sbloccare il match. Il numero 9 Maraglino porta subito in vantaggio la squadra di casa.
Subito 1-0 nel campo della Panormus. Prova a ripartire subito il Città di Cinisi. Ritorna, dai, Di nuovo possesso Panormus con De Rosalia che smarca i difensori. La pallone che va a finire facile tra le braccia dell'estremo difensore del Città di Cinisi. Lancio lungo a cercare i compagni in zona avanzata. Scambio di possesso, pallone apparentemente recuperato dalla Panormus e adesso effettivamente recuperato dalla squadra di casa. Ancora possesso Panormus. Scaricata all'indietro per Giorgio che va a servire la fascia sinistra. Pampinella scambia di nuovo con Giorgio. Lancia il compagno in avanti. Errore da parte della Panormus, rimessa laterale per il Città di Cinisi, ma subito ci prova a mettere una pezza la Panormus, recuperando il pallone e lanciando il compagno in avanti. Ancora De Rosalia, pallone recuperato dal Città di Cinisi che si affida al lancio lungo in cerca dei compagni in profondità, pallone però che finisce facilissimo tra le braccia di Ciresi. Ciresi scambia con Giorgio. Pallone recuperato in zona pericolosa al Città di Cinisi, ma ci mette subito una pezza la difesa della Panormus che opta per il lancio lungo invece. De Rosalia, adesso possesso di Maraglino, ancora Maraglino. Maraglino serve Parco. Parco tenta il tiro murato dalla difesa del Città di Cinisi. Calcio d'angolo alla battuta Maraglino. Battuta corta. Recupera la difesa del Città di Cinisi. Pallone recuperato dalla squadra ospite e nuovamente recuperato dalla Panormus. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Alla meglio la Panormus che prova nuovamente a proporsi in avanti. Lancio lungo a cercare Parco sulla fascia destra. Conquistata comunque una rimessa laterale in favore della Panormus che batte subito. Prova nel primo tocco Ilardi. Rimessa dal fondo, il pallone che finisce in zona difensiva. Bravo Vittorio, dai! Possesso Panormus. Prova a lanciare subito sulla fascia destra Parco che può tentare il cross. Smarca il primo difensore, ancora possesso Panormus, lotta sul pallone Parco e ottiene un preziosissimo calcio d'angolo. Settimo minuto, finora risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Sempre la battuta Maraglino, autore del gol che ha sbloccato la partita. Battuta bassa e subito a spiazzare il portiere segna il gol del 2-0, il numero 10, Ilardi.
2-0 al minuto 8 a segnare i 2 gol del match Maraglino e Ilardi. Tentativo d'attacco da parte del Città di Cinisi, subito disinnescato però dalla Panormus, che non smette di proporsi in avanti e prova ancora di nuovo sulla fascia sinistra a servire Maraglino. Pallone recuperato e lanciato lungo dalla squadra ospite. Ancora Panormus. Bonfiglio serve Parco. Pallone allontanato. Un fallo laterale del Città di Cinisi. Ancora Bonfiglio. Fuori. Rimessa laterale per il Città di Cinisi, subito recuperato il pallone dalla Panormus, che ancora una volta si propone in avanti. Bonfiglio recupera un preziosissimo pallone sulla fascia destra, prova a lanciare Parco, pallone che finisce però facile tra le braccia del portiere della squadra ospite. Lancio lungo a cercare i compagni nella profondità. Lotta del numero 9 del Città di Cinisi, pallone però recuperato dalla Panormus. Tentativo di tiro da fuori area, facilissimo, tra le braccia di Ciresi. Paraci serve Bonfiglio. Destra laterale. Queste braccia le devi usare, non le devi usare, le devi dire tutto. Cross a cercare Parco, ancora una volta in aria, crossata in mezzo, calibra male il tiro Maraglino, avrebbe potuto segnare il suo secondo gol in questa partita e portare sin da subito il match sul 3-0. Altro tentativo di tiro da fuori aria facile tra le braccia di Ciresi. Lo stesso Panormus nella sua area. Recupera nuovamente il pallone la Panormus e si propone. Bonfiglio prova a servire in mezzo. Non trova però nessuno dei suoi compagni, il pallone che finisce facile per le braccia dell'estremo difensore del Città di Cinisi, che opta per un lancio lungo in cerca dei suoi compagni proposti in avanti, pallone però recuperato nuovamente dalla Panormus. Per il direttore di gara tutto regolare, rimane però a terra il numero 9 della Panormus. Vai a entrare Giorgia, controlla qui. Vada. Ci vada. Gioco fermo. Entra uno degli assistenti della panchina della Panormus. A terra era Maraglino. Sembra però non essere nulla di grave, fortunatamente il gioco può riprendere. Pallone del Città di Cinisi che però spreca un'occasione interessante per poter accorciare le distanze nel match. Finora 12° minuto, 2-0 in favore della Panormus, a segnare finora Maraglino e Ilardi. Prova la Panormus a ripartire. Ingenuità da parte del portiere della squadra avversaria. Si capiscono male i due compagni. Viene regalata la palla in rimessa laterale in favore della Panormus. Dai Gaspare! Bravo Zaghi, dai! Ancora possesso Panormus. Gira! Bravo Nico! La Panormus prova a costruire sulla fascia sinistra,
Pallone in fallo laterale per il Città di Cinisi, che prova subito a ripartire. Calibrato male il lancio, pallone in mano nuovamente alla Panormus. Via te! Oh, non lo fai girare, via! A palla, bravo! Bravo, via! Questo deve entrare in testa, devi indicare, palla fuori. È tuo, via! Occhio! Bonfiglio, attenzione, in zona pericolosa del campo, prova a servire Parco, attenta la difesa del Città di Cinisi che però prova subito a ripartire. Pallone nuovamente recuperato dalla Panormus. Bravo, occhio la palla, la palla! Va bene, dai, vai dietro, è rossa, forza! Andiamo! Andiamo! E tienilo un poco. Farace alla battuta del fallo laterale. Tienilo un po'. Prova a servire Parco. Via, via, sali, ti ho detto prima! Pallone recuperato dal Città di Cinisi che prova nuovamente a ripartire. Occhio! Recupera però il pallone Pampinella che prova a servire la corsia di sinistra. Calma, Simo! Lotta di possesso tra le due squadre. Gioca, oh! Aspetta. Rimane a terra il numero 4 della Panormus, Crisci. Altro contatto di gioco. Veloce! Calma, via! Ora, fataglielo! Riprende il gioco. De Rosalia prova a servire Maraglino che va da Parco. Ancora Parco, prova il tiro. Pallone salvato sulla linea dal portiere, sembrava stare passando tra le sue gambe ma è riuscito all'ultimo secondo a bloccarlo. A saltare! Sali! Pallone che rotola le linee difensive della Panormus. Ciresi si affida al lancio lungo sulla corsia sinistra. Recuperato il pallone da Ilardi che prova a lanciarsi, ma fallo laterale in favore del Città di Cinisi. Bravo, dai! Grillo! In mezzo! Sali! 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 Fatti, Lice! Scambi di possesso a centrocampo tra le due squadre. Recupera il pallone la Panormus. Prova a servire Ilardi sulla fascia sinistra. Grossa al centro. A cercare De Rosalia che però non riesce a controllare bene il pallone. Ancora al lancio lungo da parte dell'estremo difensore del Città di Cinisi. Segui la palla, Giorgio, devi seguire la palla. Sali, Bizzo! Dai verso il pallone, Giorgia. Più convinto, Catarinicchia! Più convinto! Bonfiglio prova il numero in mezzo a due. Per il direttore di gara però è tutto regolare. Giusto, giusto. Giusto! Azzurri, dagli azzurri, bravo. Giusto, era degli azzurri. Dai. Bacchi! Giocala! Pallone ancora recuperato dalla Panormus. Possesso Panormus sulla fascia destra. Bravo! Messa laterale alla battuta Bonfiglio. Occhio alle rimesse. C'è della battuta a Faraci.
Faraci prova a servire Parco. Ancora rimessa laterale per la Panormus. La battuta sempre Faraci, che prova a servire Ilardi. Pallone troppo centrale, sbatte sulla difesa della squadra ospite. Lotta per il pallone, riesce Bonfiglio a recuperare il pallone, calibra però male il tiro, il pallone finisce fuori, manca lo specchio della porta. Belli, stringi, belli, belli, stringi. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre, alla meglio di nuovo la Panormus, che si affida però al passaggio all'indietro per Ciresi. Decina, scambio in mezzo, scambio Faraci Bonfiglio che lancia Parco, pallone un po' troppo lungo, finisce facile tra le braccia del portiere del Cinisi. Pallone di nuovo recuperato, tentativo di tiro di Ilardi da fuori area, manca però lo specchio della porta, sarà dunque rimessa dal fondo per la squadra ospite. Chi c'è? Benny, devi stringere davanti all'avversario. 20° minuto di gioco. Ricordiamo ai nostri spettatori che l'Under 15 non ha come numero di minuti nei tempi regolari i canonici 45 e 45, bensì 35 minuti e 35 minuti per tempo. Vinci, stringi, stringi il campo. Vito, va bene, va bene. Nel frattempo punizione per il Città di Cinisi. Ale, più alto, posso intervenire. Timo, no! Vai a saltare tu, batte lui! Cosa abbiamo detto? Forza! Alla battuta il Città di Cinisi, si aspetta solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Cercare i compagni in mezzo, pallone che però sfila in fallo, rimessa al fondo. Stai su! Esce momentaneamente dal campo il numero 8 Bonfiglio per un duro contrasto di gioco. Fortunatamente non sembrerebbe nulla di particolarmente grave, il match riprende. La Normus momentaneamente in 10 ma non per questo scoraggiata nel proporsi in avanti, recupera palla il numero 9 Maraglino, fallo di mano da parte del Città di Cinisi. Abbassa le braccia! Abbassa le braccia! Torna in campo Bonfiglio. Si aspetta solo il via. Arriva in questo momento il direttore di gara. Palla a cercare i compagni in mezzo. In realtà si rivela in un tiro e colpisce la traversa.
Paraci scambia per De Rosalia che prova il tiro a giro, pallone però che non riesce a trovare lo specchio della porta, sarebbe un rimessa laterale per la squadra ospite. Attaccato davanti l'uomo. Bacchi, davanti l'uomo, là, andiamo a prendere questa palla. Prendiamola noi. Una palla, raga! Attenzione, pallone pericoloso per il Città Vicinesi subito, però ci mette una pezza la difesa della Panormus. Posizione, Fabio. Cosa c'è? Sì, vai, vai. Paraci alla battuta del fallo laterale, subito servito Bonfiglio che prova il tiro che si rivela però in un assist per Parco che per un pelo non riesce a trovare la porta. Grande prestazione finora da parte della Panormus. Vogliamo, forza. Ancora lancio lungo, subito recupera Bonfiglio che va a servire Maraglino sulla fascia destra che prova a cercare i compagni in mezzo, pallone però che finisce tra le braccia del portiere che non riesce a bloccare, la palla finisce dunque in calcio d'angolo. Sempre la battuta Maraglino. Seguiamo l'uomo, Bacchi, dove è il tuo? Ognuno è il suo! Maraglino batte, pallone che va a sbattere sulla difesa del Città Vicinesi. Rimessa laterale in favore della squadra ospite. Possesso di De Rosalia. Passaggio calibrato male, fallo laterale sempre in favore del Città Vicinesi. Girare! Arriviamoci prima sulla palla! Vieni qua! Oh, sveglia il momento, ragazzi! Andiamo a stimare dentro palloni! È il nostro! Dai, chiedi all'arbitro dov'è! Vito! Dov'è? Diglielo! Possesso Panormus. Maraglino in aria. È giusto, Mario! È giusto! Capri, forza, Gaffare! Lì! Gioca con la squadra! Timo, Vito! Bene, le braccia Belli! Flavio, dove vai? Stai in mezzo! Dove vai? Batte il Città Vicinesi. Cercare sempre i compagni in avanti. Pallone ancora una volta recuperato dalla Panormus. Bonfiglio prova a lanciare sulla fascia sinistra. Parco. Ancora Parco. Sulla fascia sinistra. Riesce a tenere il pallone dentro. Pallone tra le gambe di De Rosalia. Che prova il tiro e manca però di un pelo ancora una volta lo specchio della porta. Grande propensione offensiva da parte della squadra di casa. Possesso del Città Vicinesi, pallone allontanato in fallo laterale. Azzurra. Lotta per il possesso in zona pericolosa per la Panormus che però riesce a recuperare il pallone e prova a lanciarsi avanti. Guadagna però un fallo laterale. Crisci serve Bocina.
che serve poi Giorgio e si affida a Ciresi. Ancora Bocino, va a Faraci, prova a scattare sulla fascia sinistra. Bravo Vito, posizione! Flavio! Devi giocare, lascia stare l'arbitro! Oh, forza! Messa laterale per la Panormus. De Rosalia in mezzo a 3, Forza Gaspare! scarica sui Lardi. Combatte Parco per il pallone, tutto regolare per il direttore di gara. Ancora prova il tiro, la Panormus troppo centrale, però finisce facile tra le braccia dell'estremo difensore del Città di Cinisi, che si affida a un lancio lungo. Prova a lanciarsi sulla fascia destra il Città di Cinisi. Sali! Sali! Tentativo disinnescato dalla difesa della Panormus. Ancora possesso per la squadra ospite. Prova a lanciarsi in avanti la Panormus. Veloce Ciccio! Ancora possesso Panormus. Pallone per Maraglino che scarica su Bonfiglio. Bonfiglio contro 2, contro 3 in area. Ancora però possesso Panormus. Ilardi tenta di servire di testa. Maraglino che segna. Era un metro avanti. No, era fuori, era un metro avanti. Fuori gioco, sfortunatamente. Azione molto bella creata, quella creata dalla Panormus. Il direttore di gara però fischia fuori gioco. Rimane dunque però sul 2-0 il risultato in casa della Panormus. Padroni di casa che finora hanno giocato un'ottima partita con grande propensione offensiva. Andiamo, andiamo! Sono una ballerina. Prova ancora a costruire la Panormus. Sulla fascia sinistra Ilardi. Scatta Ilardi. Viene però fermato. Concesso però il fallo laterale in favore della Panormus, che subito gioca. Ancora pallone per Maraglino. Maraglino contro 2. Prova il tiro. Pallone fermato, non bloccato dal portiere. La difesa è costretta a concedere il fallo laterale alla Panormus. Pensa a giocare, dai! Dai, Gabri! No, forza, lo vogliamo! Messa al fondo per il Città di Cinisi. Pallone intercettato nuovamente dal solito Bonfiglio. Bonfiglio continua a lottare sul pallone. Scambio di possesso a centrocampo, per ora possesso del Città di Cinisi e ha di nuovo possesso per la Panormus, che si lancia in avanti con De Rosalia. Mazzola, forza! Via Gaspare! Ancora Panormus si propone in avanti con Ilardi, lotta, pallone scaricato, una rimessa laterale per la Panormus.
Bonfiglio lotta sul pallone recuperato dal numero 7 del Cittadini, però servito De Rosalia che prova il tiro da fuori area, si lancia in tuffo il portiere del Cittadini e blocca il possibile gol del 3-0. Non mollare, Vito, un minuto e 7 minuti. Dai! Ancora possesso Panormus. De Rosalia prova a scattare sulla fascia sinistra, a servire i compagni in mezzo, pallone che viene bloccato però dall'estremo difensore che cerca subito il lancio lungo alla ricerca dei compagni in posizione avanzata. Recupera il pallone il numero 6 della Panormus e serve i compagni in avanti. Prova il tiro da fuori area, Parco, mancando però lo specchio della porta. Flavio, davanti l'avversario, Fra. 30 secondi e poi ti schiaccia. Non c'è recupero. Vito, girati, concentrato su Vito. Concentrato sulla palla, la può sbagliare, Vito. La può sbagliare, Vito. 35esimo minuto di gioco. Nessun minuto di recupero. Finisce così il primo tempo di Panormus Città di Cinisi. 2-0 il risultato, a segnare il gol il numero 9 Maraglino e il numero 10 Ilardi. Sì, cioè, mister, una bottiglietta d'acqua. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia irripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti, un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quelle persone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non hanno potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol a 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara
che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare e naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si sia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il bastone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il mister Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2, questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi ritengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera poi mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano.
L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Giuseppe Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa, avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato il pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse, così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo. È chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare. Se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Tutto pronto per il secondo tempo di Panormus Città di Cinisi. All'intervallo ci sono stati 3 cambi per la squadra ospite. Esce con il numero 2 Delisi ed entra con il numero 15 Randazzo.
mentre esce con il numero 7 Catarinicchia ed entra con il numero 18 Palazzolo. Infine esce con il numero 8 Sbacchi ed entra con il numero 16 Coronato. Nessun cambio invece per la squadra di casa, che continua nei suoi assalti verso la porta avversaria. Possesso Panormus. Tieni su! Tieni su! Sali! Va bene, va bene. Stai così, Antò. Dalla su, Grandazzo! 2-0 il risultato del primo tempo tra Panormus e Città di Cinisi. Ricordiamo che i primi 2 gol del match sono stati segnati dal numero 9 Maraglino e dal numero 10 Ilardi. Ancora possesso Panormus sulla corsia di destra, che prova a scaricare in mezzo, quando però la difesa di Città di Cinisi che allontana in fallo laterale. Batte subito la Panormus. Ilardi scarica sul Campinello. Grandazzo, devi guardare le braccia dell'arbitro. Rimessa laterale del Città di Cinisi. Bravo Ale, ancora. Lanciano a cercare i compagni. Ha recuperato nuovamente il pallone dalla Panormus, che si affida però alle retrovie. Tentativo di costruzione sulla fascia destra. Hanno recuperato la Città di Cinisi che prova a ripartire. Questa però attenta della Panormus, che si affida a Ciresi, che riparte centralmente. Subito prova a ripartire la Panormus. Lancio lungo nel tentativo di cercare Maraglino. Lancio un po' impreciso che sfila sul fondo. In mezzo davanti l'uomo. Gabri, Messa sul fondo, battuta lunga, pallone subito intercettato dalla Panormus. Lotta a centrocampo per il possesso. Sali Gabri, Ale, sali! Tito, occhio! Fallo laterale per la Panormus che batte subito. Via, Nico. Forza! Lotta sul pallone Parco. Forza dietro! Sali dietro! Prova a lanciarsi in avanti il Città di Cinisi. Tentativo disinnescato dall'attenta difesa della Panormus, che concede veramente poco agli avversari. Lancio lungo a cercare Parco, che scatta verso la porta avversaria. Allontanato però da Randazzo. Un fallo laterale. Perché non tieni la palla nei piedi, Lotta di possesso tra le due Gaspare! squadre in zona pericolosa per il Cinisi. Prova a crossare in mezzo la Panormus. Via Nico, Tentativo da parte del Cinisi di lanciarsi in avanti, pallone recuperato dalla difesa della Panormus, che si affida al solito Ciresi. Lancia lungo Ciresi, provando a lanciare sulla corsia destra Maraglino, che non riesce ad agganciare il pallone. Sarà dunque rimessa laterale per la squadra ospite. Ilardi prova a ripartire. Lancia in avanti De Rosalia, che si trova 1 contro 1 contro il portiere, ma Bonomo allontana in scivolata. Batte subito Faraci.
Fallo. Lotta Crisci sul pallone. Ancora Faraci. Maraglino. Serve Faraci che prova il tiro. Pallone murato e poi Bonfiglio segna il gol del 3-0 dopo un'iniziale parata da parte del portiere della squadra ospite. Bonfiglio si lancia sul pallone e segna il gol del 3-0 per la Panormus. Oh raga, continuiamo, non ci fermiamo, Pizzo! Non ci fermiamo! Riprendi a indicare, Giorgio. Forza ragazzi! Vai, vai, vai. Vai, vai, Giorgio, vai, vai. Dai, ti ha saltato, non ti fermare! Dietro! Scatta ancora Bonfiglio per la Panormus. Recupera il pallone. Nessun fallo per il direttore di gara. Ora Maraglino. Ancora Bonfiglio in aria. Scarica all'indietro per i compagni. Pallone recuperato dal Cittadicisi che può tentare di ripartire. Attento però Ciresi rispedisce il pallone dall'altro lato del campo. Fuori! 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 C'è stato un cambio nel frattempo per la Panormus, è entrato il numero 17 Ronzi Alessio. Davanti l'uomo! Dai! Forza, dai, Gaspare! Lotta per il possesso, pallone per Ronzi che scarica sulla fascia destra. Ancora Maraglino, scarica per Bonfiglio. Al centro Ilardi. Lotta sul pallone Ilardi, fallo fischiato dal direttore di gara. Fallo al limite dell'area in favore della Panormus. Grandazzo! 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 No tu! No! Maraglino sulla battuta. Batte in cerca della porta e trova il gol del 4-0 su punizione. Doppietta per Maraglino, 4-0 per la Panormus. Due cambi sono. Arbitro! Due cambi. Mario, vieni come premio, vieni. Grande Mario! Grande Doppio cambio per la Panormus. Entra il numero 18 Uroni Pietro. Ciccio, la giochi in due e mezzo giochi tu. Ed anche il numero 15 Nicolosi Marco. Bonfiglio, ok, largo, qui largo a sinistra, vabbè. Riprende il gioco. Ancora possesso Panormus. Vai verso l'aria. Dietro! Vai al contrasto! Recupera subito il pallone la Panormus e prova a scattare sulla fascia destra. Pallone recuperato però. Poi mandato un fallo laterale in favore della Panormus da parte della squadra di casa.
Mazzola ti va a prendere una cavola di palla. Lotta Ronzi sul pallone. De Rosalia prova a cercare il tiro. Sali! Troppo centrale, troppo morbido. Finisce facile tra le braccia del portiere della squadra ospite. Di testa, Subito opta per il lancio lungo verso i compagni in avanti. Tentativo disinnescato dalla difesa attenta della Panormus. Vedi scusa e torni indietro, Vito! Forza! Fallo in favore della Panormus. Dietro Grillo! Da dietro devi marcare! Dali! Prova a ripartire il Città Cinesi sulla fascia sinistra. Fallo in attacco però. Sarà nuovamente palla per la Panormus. C'è cambio, Giorgia, cambio. Antonio! Altro cambio in casa Panormus. Oh raga! Salite! Ha ragione, sali! Guarda che esce. Oh, venite lì. Vieni, vicino. Non la macchina, chiudo la macchina. È uscito il 2 ed entra il 13 e poi Peppe! Entra il numero 13 Risi Marco. Insieme a lui anche il numero 14 Piscitello Matteo. Andiamo a saltare lì! Andiamo raga, dai! Se ce l'hai, non ti preoccupare. Messa laterale per il Città di Cinisi, che prova a lanciarsi subito. Superato dalla Panormus che scatta in avanti con De Rosalia. Serve Ronzi sulla fascia sinistra, scambio ancora con De Rosalia. Ronzi ancora sul pallone. Tentato il cross in area. Occhio! Pallone troppo lungo. Finisce in rimessa dal fondo in favore del portiere della squadra ospite. Rimessa laterale per il Città di Cinisi. Pallone allontanato nuovamente. Veniamo qua tutti e tre, forza! Toglietevi le casacche! Veniamo qua, uno alla volta entriamo, venite qua. Triplo cambio in casa del Città di Cinisi. Entrano il numero 13 Piccone Angelo, il numero 14 Dalfone Gabriele Maria La sua palla tipo annesciti io. No, annesciti. ed il numero 17 Evola Gabriele Anto. Ti ringrazio e si esce, prego. Cominciamo sempre il 13 ed esci il 3, dai una mano a casacco. Bravo Vito, bravo. Mazzola! Esce il 4, aspetta.
Entra il 14. La mano la casacca. Grillo! Minuto tutti al 15esimo. Vivo! Entra Gabri al centro. Esce il 5 ed entra il 17. Grazie. Cristiano. 15esimo, bene? Vai più nell'altra fascia, quando gioca là, vai verso l'oggi. Ora cancellano male il gioco. Rimessa laterale in favore del Cittadinesi, il pallone subito recuperato dalla Panormus che prova subito a lanciarsi in avanti. Falla arrivare! Troppo lungo. Arrivare! Lotta la Panormus per riconquistare il pallone in zona favorevole del campo. Cade a terra da Rosalia, tutto regolare per il direttore di gara. Lanciato in avanti il Cittadinesi, viene subito disinnescato il tentativo d'attacco da parte della squadra di Fatela casa. arrivare! Leggi l'azione! Leggila! Dove vai? Gabri! Prova a lanciare in mezzo il pallone il Non hai il tempo di Cittadinesi. recuperare poi! Devi mantenere la Sicuramente posizione! blocca Ciresi che si affida sulla fascia destra. Ancora, forza! Siamo! Oh, in mezzo al campo! Ranzi scarica per il Forza che lo fa! Dai Nico! Bravi! Lotta per il possesso tra le due squadre. Panormus prova ancora a costruire in avanti. Pallone allontanato nel tentativo di ripartire al Cittadinesi. Subito recuperato il pallone da parte della difesa che si affida all'estremo difensore. Andiamo dal polo esterno! Esci! Dai! Errore da parte di Gherardi. Tutto regolare per l'arbitro. Possiamo entrare! Puro scontro di gioco tra due giocatori sia del Cittadinesi che della Panormus. Grossa guarda. Gabri, mantieni la posizione e devi stare in linea con Simone. Non andare campo a campo, non seguire la palla. Sì, scusa. Talpone, sei esterno a destra. Copri la posizione dove c'è il 17. Oh, Sare! Oh, era là sotto! Torna! Dai, Ale! Torna Ale! Forza, veloce! Riprende il gioco. La messa laterale in favore della Panormus che prova a scattare sulla fascia destra. Dai, giallo! Dietro! Attimi di nervosismo in campo. Dietro! Silenzio, come sei entrato esci! Dietro! Grazie, mi sta parlando capito. Rimessa dal fondo per la squadra ospite. Davanti l'avversario! Bravo Nico! Subito recupera la Panormus che prova di nuovo a proporsi in avanti. Pallone tra le gambe di Gherardi. Buona Gabri! Attimi di incomprensione con il direttore di gara. Sarà rimessa laterale. Signora!
Signora, cambio. Vieni Ciccio, vieni. Altro cambio in casa Panormus. Dagli la fascia a salto, dagli la fascia a salto. Sta per entrare il numero 19 Aloy Andrea. Mi raccomando, dalla Esce invece il numero 10 Ilardi Francesco. Guarda, la sostituzione la devi guardare. Guarda. Perché è importante che prima esce il giocatore e poi il fallo. Vai. Lancio lungo a cercare la profondità. Pallone subito recuperato dalla Panormus che si propone in avanti. Lotta per il possesso, pallone allontanato dal Città di Cinisi che può provare a ripartire. Gioco pericoloso da parte di un giocatore della Panormus, fallo in favore del Città di Cinisi. Questa era facile. Chi sei? Ma perché pure io? Comincia come fa. Pallone troppo lungo, sfila sul fondo. Andiamo Gabri. Si prende tutto il tempo a disposizione il Ciresi. Pallone recuperato inizialmente dal Città di Cinisi, ma poi nuovamente recuperato dalla Panormus stesso. Lotta a centrocampo per il possesso, prova a costruire l'azione del Città di Cinisi. Allontana però l'attenta difesa della Panormus che non concede nulla agli avversari. Lotta per il possesso tra le due squadre. Pallone che però alla fine sfila. Rimessa laterale. Pallone, censura, giocano. Vieni a prenderlo, occhio che arriva. Siamo su. Prova a costruire nuovamente la Panormus. Torna, Calfone. Arbitro, devi tornare. Vocina. Altro cambio in casa Vieni da Panormus. qua, anziché fare il Entra fenomeno. il numero 16 Luparello Ivan. Venuto al slip 23. Esce invece il numero 5 Bocina e Manuel. Rischiare va verso il perché sennò sei troppo lontano. Riprende il gioco, rimessa laterale in favore della Panormus che subito prova ancora incessantemente a proporsi in avanti. Attimo di errore, lotta per il possesso il Città di Cinisi. Riesce però fortunatamente a metterci una pezza la Panormus. Errore nel passaggio. Palla nuovamente al Città di Cinisi. Tentativo di tiro da fuori area, troppo impreciso. Finisce in rimessa laterale. Sì, alza. Posso, tu sei preso. È tua, ad andare. Bravo, ora proteggila che esce fuori. Bravo, forza, forza, dai che sta andando bene, non ti preoccupare. Forza che uno lo facciamo, dai Nico! Quanto? Ti fai Tutto spostare, area per occhio il dal direttore po'! di gara, ancora possesso per la Panormus che prova ancora a creare sulla corsia sinistra, si accentra il numero 19,
Disinnescato il tentativo d'attacco da parte della Panormus, ma ancora possesso per la squadra di casa. Rimessa laterale, batte subito De Rosalia. Scontro di gioco nell'area del Città di Cinisi. Tutto regolare però sembrerebbe per l'arbitro. Invece no, viene deciso per il calcio di rigore. Sul punto di battuta il numero 18 Uroni Pietro. Occhio alla ribattuta! Batte Uroni, spiazza il portiere, 5-0 per la Panormus. Ha segnato dal dischetto il numero 18 Uroni Pietro. Arbitro! Ale! Bravo Ale! Cambio in porta per il Città di Cinisi, entra il numero 12 Siracusa Cristiano. Forza Gabri! 5-0, grande partita per la squadra di casa. Panormus che nonostante il ripetuto vantaggio non ha mai smesso di mostrarsi pericolosa in zona avanzata. Lo stesso Panormus, messa laterale in favore della squadra di casa. Pallone che sfila sul fondo. Davanti un uomo! Occhio di mezzo, Nico! Nico! È tua, Nico! Passo dietro, passo dietro! Occhio! Lancio lungo, pallone subito. Recuperato dalla Panormus, un fischietto però. Pallone che tocca il direttore di gara. Ingenuità da parte della difesa del Città di Cinisi. De Rosalia serve il compagno che scarica male il pallone e manca l'occasione per segnare il gol del 6-0. Certo, ha veramente poco da rimproverarsi oggi la Panormus, che ha fatto una partita di grande personalità sin dal primo minuto di gioco. Vai che ci arrivi! Bravo! Oh, calma ragazzo! Calma! Pallone recuperato dalla Panormus. Dai, forza ragazzi! Passaggio calibrato male e regalato in rimessa laterale al Città di Cinisi. Mancano 5 minuti al termine dei minuti regolamentari del secondo tempo. Ancora!
Forza Vittorio! Dai, ora PC! Ancora possesso Panormus che ancora una volta si propone in avanti. Subito in mezzo, lei! De Rosalia scarica sul numero 17 che prova a ritagliarsi uno spazio. Marcature dal fare! Che ha dato? Angolo o dal fare? Dal fare! Realo! Dal fare! Le marcature! Calcio d'angolo della Panormus. Le marcature! Al punto di battuta il numero 15 che lancia lungo in cerca degli avversari dei compagni in mezzo. Lì sei fuori la traiettoria della porta, mettila lì, dove c'è il distretto. Rimessa dal fondo ancora una volta per il Città di Cinisi. Salta bene, Vitto! Recupera ancora una volta il pallone della Panormus. Via, forza! Via, Nico! Falla passare, lì! Dai, Forza, Ale! Prova a lanciarsi in avanti il Città di Cinisi. Pallone calibrato male. Finisce in rimessa laterale per la squadra di casa. Ancora possesso Panormus che prova ancora una volta a costruire. Tentativo di tiro che manca però uno specchio della porta da parte di De Rosalia, che vorrebbe anche lui aggiungersi alla festa gol di questa partita. Vai su, dal po'. Andiamo su, dal po'. Via. Andiamo. Lotta per il possesso tra le due squadre. Ancora una volta alla meglio la Panormus che prova a verticalizzare ancora una volta. Pallone tra le gambe del numero 18 che manca di un pelo lo specchio della porta. Grande occasione per Uroni che non riesce a colpire bene il pallone. Tiro troppo alto da parte del numero 17 Ronzi. Recupera 3 minuti. Braccio alto. Sarà di 3 minuti il recupero assegnato al direttore di gara. Saliva. Ancora possesso Panormus. Non l'ha fatta apposta. Scatta sulla fascia destra il numero 18, ancora una volta che prova ad accentrarsi. Bloccato Cavi Cristiano! Alla lunga! in contrasto Cristiano! dal portiere della squadra ospite. Ancora altro pallone recuperato dalla Panormus. Tenta il tiro, errore da parte del portiere. Pallone finisce dentro, gol di Nicolosi.
Pallone che scivola dalle braccia del portiere. Niente Cristiano, niente! Vai dal fuori. Forza, forza Cristiano, dai! Vai, fischia. Ragazzi, alla fine! Ancora! Gioca, Gab. Non indietro, Ale! Peppe! Rimessa laterale della Panormus, pallone che però scivola. Rimessa dal fondo. Fermi, no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Lotta ancora la Panormus sul pallone fino all'ultimo minuto. Recupera palla il Città di Cinisi che prova a ripartire sulla fascia destra, pallone nuovamente recuperato dalla Girare, Panormus. Ale! Guarda la palla! Prova a verticalizzare. Tenta ancora il tiro, il numero 18 da fuori area. Il pallone finisce troppo alto. Manca lo specchio della porta. Ancora possesso Panormus. Pallone in fallo laterale. Mancano ormai pochi secondi al termine del match. Ancora ultimo tentativo d'attacco da parte della Panormus. Altro errore da parte del portiere della squadra ospite, a cui sfugge il pallone dalle mani. Termina dunque 7-0 il match tra Panormus e Città di Cinisi.